Le mille facce della povertà. In Liguria sono centinaia le associazioni che aiutano i più bisognosi. Questa sera raccontiamo la storia dell'associazione Città Fraterna di Genova che dà sostegno a famiglie che hanno perso il lavoro. Domani, seconda giornata mondiale dei poveri, l'invito del Papa a entrare in relazione con i più bisognosi per dare concretezza alle opere di carità. Inaugurato in San Pietro un presidio sanitario. Entro Natale via le barche dalla passeggiata di Rapallo. A giugno 100 posti pronti nel porto Carlo Riva. Sono gli obiettivi del comune e della proprietà a 3 settimane dalla mareggiata. Chiusura positiva per il bilancio sociale della società Stella Polare di Sestri Levante. Nel 2017 si è assistito all'incremento dei servizi e al passaggio di testimone alla presidenza nel segno della passione. I ministeri laicali nella Chiesa, fastidio, sfida o possibilità? L'interrogativo sviluppato da Don Paolo Tomatis a Chiavari nell'incontro dedicato agli animatori liturgici. 90 campioni di foot golf in campo a Rapallo, una nuova disciplina che sta prendendo piede a livello nazionale. Si gioca con la palla come a calcio, ma le regole sono quelle del golf. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia. Oggi è la vigilia della seconda giornata mondiale dei poveri. Quest'anno il Papa invita a seguire 3 parole: ascoltare il grido del povero, rispondere e liberare i più bisognosi, intervenendo per restituire loro piena dignità. La povertà non è solo quella di chi chiede l'elemosina, ci sono persone che si trovano anche improvvisamente in una situazione di necessità, ad esempio chi perde il lavoro. Questa sera vi raccontiamo la storia dell'associazione Città Fraterna di Genova, pochi volontari che ogni giorno attuano l'invito del Papa. Vediamo. Che cos'è Città Fraterna Onlus? Città Fraterna è un'associazione fondata da una ventina di soci nel 2012 che ha il desiderio, era sorta col desiderio di dar da mangiare a quelle persone che avevano perso il lavoro a Fincantieri. Nel 2012 c'era stata questa grossa crisi e moltissime persone avevano perso il lavoro. Poi siamo cresciuti. Abbiamo visto che non serviva dare una volta, perché queste persone avevano perso il lavoro, non avevano perso la casa per fortuna, ma avevano perso lo stipendio. Oggi quante famiglie aiutate? Oggi aiutiamo 150 famiglie per un totale di 1000-1100 persone. Siete nel circondario di Sesti Ponente? Nel circondario di Sesti Ponente, San Pier d'Arena, Cornigliano, fin giù verso Begato, anche altre zone. Tante famiglie italiane quindi anche? Metà e metà, perché nell'indotto di Fincantieri lavorano anche tanti da altri stati, saldatori, falegnami, quelli che lavoravano nelle navi. La incontriamo al banco alimentare, è un punto di riferimento per voi ormai? Il banco alimentare è un grossissimo aiuto, perché noi 2 volte al mese almeno portiamo via tonnellate e tonnellate di roba, pasta, olio, legumi, un mare di cose che ci serve per dar da mangiare a queste persone. Siete tanti volontari? Siamo una ventina di volontari, sì, che lavoriamo nel magazzino, perché il magazzino è abbastanza grande, quindi c'è da stoccare, mettere via la roba in scadenza e quindi è un bel lavoro e questa gente è straordinaria, tutti pensionati che ci danno una grossa mano. Ci sono famiglie che avete aiutato e che grazie anche al vostro aiuto poi sono riusciti a ripartire? Ce ne sono stati una decina che venivano a prendere il pacco. Poi sono arrivati e hanno detto non lo prendiamo più perché da questo mese abbiamo iniziato il lavoro. Pochissime, una decina, però ti assicuro che è una soddisfazione enorme. Come abbiamo visto siamo stati al Banco Alimentare della Liguria che si trova a Genova Bolzaneto. La visita al magazzino sarà il tema della trasmissione Direttamente Su di lunedì prossimo, dedicata al tema della povertà e dell'associazionismo che opera per aiutare i più bisognosi. L'appuntamento alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E in piazza San Pietro è stato inaugurato un presidio sanitario temporaneo voluto da Papa Francesco per prendersi cura dei poveri anche dal punto di vista medico. 8 ambulatori attivi 14 ore al giorno, dalle 8 alle 22, per fornire assistenza diagnostica. Ieri la visita a sorpresa del Santo Padre, vediamo il servizio di Radio Vaticana.
una visita improvvisa di quelle sorprese che fa Papa Francesco, una visita che lo ha visto raccolto immediatamente da tanti poveri con diverse difficoltà che si sono stretti intorno a lui, hanno voluto salutarlo, abbracciarlo, ringraziarlo e non da ultimo hanno chiesto anche il selfie, come ormai di uso. Il Papa ha salutato tutti uno per uno, li ha ascoltati, ha salutato i volontari e le volontarie e credo che ancora una volta sia un gesto di grande solidarietà e carità cristiana che il Papa ha voluto dare come testimonianza. Abbiamo avuto dei problemi perché non conosce lettere latine, non capiamo se non vedeva veramente o se aveva un problema di vista. Ha un problema di vista, ma poi solo abbiamo capito a non usare i numeri e bisogna adattarsi. Qui è stata un'emozione bellissima, è sempre veramente, è lui che ci trasmette questo amore per i poveri, questa attenzione per le persone che sono effettivamente bisognose d'amore, di affetto, di tutto. Ci ha fatto i complimenti, no? Perché ha partecipato, partecipa insieme a noi, no? E vive con noi questa esperienza che è bellissima oltretutto. Ti rendi conto che c'è un'altra umanità, no? Nascosta, no? Che però ti prende l'anima e quindi alla fine è bello esserci. E anche in Diocesi a Chiavari si svolgono domani varie iniziative in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. A San Salvatore di Cogorno alle 12:30 si terrà un pranzo in piazza Aldo Moro, aperto soprattutto a chi si trova in situazione di bisogno e povertà. Nell'occasione si terrà una raccolta di viveri a sostegno del banco alimentare attivo al villaggio del ragazzo. Gli alimenti potranno essere portati in piazza dalle 9:30 alle 16:30. A Genova invece nella chiesa di San Marcellino ci sarà la messa alle 9 seguita dalla colazione insieme alle 10:30 nel centro diurno di Vico, San Marcellino, reading di poesia sul tema della povertà. A seguire il racconto di alcune storie di volontari. Alle 12:30 uno spuntino condiviso al centro di accoglienza notturna, il Crocicchio di Piazza Bandiera. Voltiamo pagina. La prossima settimana alcune delle 39 imbarcazioni ancora spiaggiate sul lungomare di Rapallo saranno rimosse. L'obiettivo è quello di levarle tutte o almeno il 90% entro Natale. Grazie al coordinamento di tutti i soggetti interessati realizzato dalla Capitaneria di Porto proseguono i lavori per il ripristino dei danni dell'eccezionale mareggiata di fine ottobre. Il porto Carlo Riva punta a riaccogliere le prime 100 imbarcazioni entro il mese di giugno. Vediamo. Delle circa 400 imbarcazioni presenti fra Porto Pubblico e Porto Carlo Riva al momento della mareggiata, ancora 60 devono essere recuperate. Il comune di Rapallo punta a liberare la zona della passeggiata di piazza 4 novembre entro Natale, iniziando però dalla zona della foce del torrente San Francesco. Lì è stato fatto un intervento immediato il 1° di novembre, dove è stata rimossa la barca più pericolosa. A seguire è stata rimossa una seconda imbarcazione che era appoggiata sul tubo a mare dell'impianto fognario presente, e poi adesso inizieranno martedì con la rimozione del motor yacht Chocolate, che è una barca molto grossa, comunque sempre sul San Francesco. Per fare questo è stato fatto in questi giorni un dragaggio per permettere alla chiatta di poter arrivare in prossimità del castello e poter intervenire. Un elemento determinante per la rapidità dell'intervento è stato il coordinamento. I proprietari delle barche, tranne che in 2 casi, si sono consorziati anche per quanto riguarda le assicurazioni. Intanto il porto Carlo Riva ha firmato il primo ordine di massi per rimettere in sicurezza la parte interna dell'approdo. Pensiamo che dalla settimana prossima inizino ad arrivare 15.000 tonnellate di massi naturali, massi ciclopici vengono chiamati così perché sono tutti quanti oltre le 7 tonnellate, e il muro, che ovviamente in questo momento diventerà un rinforzo, verrà tagliato e verrà iniziato a essere posizionati i massi che ne deriveranno, in modo tale che un domani possano poi servire a un ulteriore rinforzo del piede della diga. Per quel che riguarda quindi il programma è: nei prossimi 2 mesi mettiamo in sicurezza il porto per fare in modo che affrontare tutto l'inverno e le mareggiate che probabilmente arriveranno, insomma, attraverso questa nostra opera, questa prima fase 1, sicuramente ci metterà nelle condizioni di poterlo fare con la giusta cautela, ma con estrema
massima tranquillità. Nel lungo termine poi il porto punta a riaccogliere le prime 100 imbarcazioni già all'inizio del mese di giugno del 2019, con l'obiettivo di far ripartire un approdo che, calcolando diretto e indotto, dà lavoro a circa 500 persone. Io penso che ci sia assolutamente la volontà di tutti i nostri clienti di avere ancora delle barche. Non vogliamo dare dei tempi brevi, perché poi sappiamo bene che non è che possiamo fare tutto quanto in pochi mesi, però riteniamo che dal 1° di giugno le prime barche che dovessero uscire dal cantiere potranno iniziare ad avere in parte il loro ormeggio. E per supportare le attività commerciali di Rapallo che hanno subito danni nel corso della mareggiata e delle ondate di maltempo, Ascom organizza un incontro pubblico martedì sera alle 20 all'Hotel Europa. Saranno fornite informazioni utili a chi ha subito danni. L'incontro è aperto anche ai non associati. E a Rapallo questa notte si è verificato un principio di incendio in uno dei 2 alberghetti sul lungomare. Un giovane uomo di origine straniera aveva cercato rifugio all'interno della struttura per ripararsi dal freddo e ha cercato di scaldarsi, causando però le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, la persona che aveva provocato involontariamente il rogo è stata portata in salvo e non ha avuto problemi. La pratica relativa allo svincolo delle strutture, presentata dalla proprietà a settembre, andrà in commissione consigliare martedì. Gli alberghetti di via Gramsci sono chiusi da 26 anni. La proprietà ha chiesto lo svincolo delle strutture Bel Soggiorno e Royal, conservando la destinazione ad uso alberghiero dell'ex hotel moderno. E primo nevischio sulle vette della Val d'Aveto. Con il freddo è arrivata anche la prima spruzzata di neve, complice appunto l'abbassamento delle temperature di queste ore. Le cime più elevate di Santo Stefano d'Aveto si sono svegliate questa mattina sotto un sottile manto bianco. La colonnina di mercurio è sotto lo zero al Prato della Cipolla, sul Monte 2 e a Rocca d'Aveto. La tendenza per le prossime ore sarà quella di un ulteriore calo delle temperature dovuto all'arrivo di aria fredda dall'est europeo, annuvolamenti sui crinali e versanti padani, ma con basso rischio di precipitazioni anche nella giornata di domani. Sulla costa tempo generalmente soleggiato. Voltiamo pagina. La società Stella Polare di Sestri Levante ha presentato il bilancio sociale 2017. La partecipata del comune gestisce la struttura polivalente Le Due Palme. Nel corso dell'anno, oltre a incrementare la qualità dei servizi offerti agli anziani ospiti, ha assistito al passaggio di consegne tra il presidente uscente Franco Canepa e il nuovo presidente Davide Bernardello. Sentiamo. Che bilanci 2017? Dal punto di vista economico buono, perché abbiamo un attivo di, anche se di poco, anche perché che la nostra politica, quella che se avanza €1 deve essere spesa per il benessere della struttura. A seconda abbiamo ovviamente puntato a migliorare sempre di più la qualità del servizio che noi diamo. Abbiamo fatto anche degli investimenti importanti. Diciamo che l'eredità è importante, è un'eredità molto impegnativa per gli altissimi livelli che i servizi che la Stella Polare offre e ha offerto in questi ultimi 13 anni. Il compito mio e nostro, perché poi siamo in 3 nel Consiglio di amministrazione, è quello di cercare di portare avanti questa passione, perché noi ereditiamo un impegno, ma ereditiamo anche una passione delle persone che ci hanno preceduto. Oltre al bilancio sociale e ai numeri c'è questa attenzione per le persone. Sì, cioè le persone qui sono veramente al centro di tutti i servizi che vengono offerti all'interno, ma anche della nostra comunità. Intanto vorrei dire che i familiari sono molto contenti, però li seguono anche molto, vengono spessissimo. Poi ci sono i volontari, l'AVO è presente tutti i giorni con 2 operatori, uno al mattino e uno al pomeriggio. Un bilancio in totale sinergia tra pubblico e privato. Assolutamente sì, questa è una sfida che Stella Polare porta avanti dalla sua nascita, quindi dal 2006, quella di mettere insieme le esigenze del pubblico, quindi della casa di riposo di proprietà del comune di Sestri Levante, con la professionalità del privato che opera all'interno della casa di riposo.
Sempre a Seste Levanti, Marco Conti, consigliere comunale di opposizione, ha presentato una interrogazione sul tema della gestione delle piscine comunali, con la quale chiede a che punto sia l'iter giudiziario pendente presso il Tribunale di Genova, con il quale il precedente gestore chiede il rimborso degli investimenti effettuati per l'avvio dell'impianto e se è stato effettuato un accantonamento preventivo nel fondo rischi per contenziosi. Per quanto riguarda l'attuale gestore, Conti chiede se l'amministrazione comunale stia verificando la regolarità del pagamento degli stipendi ai dipendenti della piscina. Ieri notte nella stazione ferroviaria di Lavagna i carabinieri hanno arrestato un 30enne campano residente a Seste Levante nulla facente pregiudicato per il reato di evasione. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari, è stato scoperto al di fuori dell'orario previsto dall'ordinanza. Ha provato a fuggire ma è stato bloccato dai militari e portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. E si sono mescolati i passanti per riuscire a cogliere in flagrante 2 spacciatori attivi in piazza dei Fregoso, nel centro storico di Genova. In questo modo gli agenti della squadra mobile hanno arrestato per detenzione e spaccio un 43enne italiano e un 26enne richiedente asilo di origini straniere che agivano insieme. Nel corso della stessa operazione il personale della squadra mobile ha controllato a tappeto le attività commerciali e gli immobili, individuando un 43enne straniero condannato per reati finanziari, sanzionando un'attività commerciale gestita di fatto da uno straniero senza permessi e sgomberando un fondo adibito ad alloggio di fortuna. La pagina dedicata ai temi di carattere religioso. Nel cammino di formazione dei ministeri laicali, volontari che svolgono un servizio liturgico nelle loro comunità, si è inserito l'incontro con Don Paolo Tomatis, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Torino. Il tema sviluppato è stato i ministeri laicali nella Chiesa, fastidio, sfida o possibilità. Sentiamo la risposta. Il servizio che diventa motivo di conflitto perché si trasforma in un esercizio di potere, a quale conversione è chiamato? Spesso nella liturgia fare un servizio vuol dire anche occupare uno spazio, occupare un ruolo a cui non si rinuncia facilmente e così la parte umana di noi fa diventare il servizio un motivo di conflitto. Da una parte questo chiede una profonda conversione personale interiore, cioè ciascuno deve mettersi al servizio e non deve occupare semplicemente degli spazi. Dall'altro una migliore organizzazione della vita liturgica della comunità fa sì che si giochi un po' di anticipo, senza che il servizio diventi una gara e senza che il servizio sia sequestrato da un'unica persona. Coinvolgimento ampio nei ministeri liturgici, ma anche formazione e preparazione. Come si intrecciano queste due dinamiche? Coinvolgere nella liturgia è bello perché ciascuno trova non soltanto il suo posto, ma anche il proprio ruolo. Per alcune persone che hanno ricevuto anche nella vita delle ferite o che sono affaticate, il fatto di poter avere un posto e un ruolo anche nella vita liturgica, tutto però deve essere al servizio della liturgia. I servizi nelle singole parrocchie quale beneficio possono trarre dal sentirsi parte di un cammino comunitario della Chiesa diocesana? Intanto le parrocchie più piccole possono essere aiutate perché non hanno magari tutte le forze per seguire e poi il vantaggio è quello di creare uno stile il più possibile condiviso. Vi ricordiamo che l'intera relazione di Don Paolo Tomatis sarà proposta domani sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Santa Margherita Ligure istituisce l'albo delle merlettaie. La proposta dell'assessore alle associazioni Beatrice Tassara è stata approvata nell'ultima giunta comunale, notizia che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. In concreto, chi vuole esercitare pubblicamente l'arte del pizzo al tombolo dovrà presentare al comune un'apposita istanza di accreditamento in un registro che sarà tenuto dai servizi bibliotecari comunali. La delibera stabilisce che le persone accreditate possano esercitare la loro attività senza esporre o vendere pizzi già realizzati in alcune zone specifiche della città. Si tratta di un'iniziativa che vuole valorizzare i lavori tradizionali. Il Comune di Santa Margherita partecipa al progetto UNESCO per la richiesta del riconoscimento del pizzo tradizionale italiano quale patrimonio immateriale dell'umanità.
E dal Pizzo alla Musica, concerto di Amedeo Solimano al Teatro dell'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Durante la serata, dal titolo Ispirati dalla musica, sono state raccolte offerte per le vittime del Ponte Morandi e per le aziende danneggiate dalla mareggiata del Tigullio. Vediamo com'è andata. Una serata che ha unito Genova a Levante. Esatto, è proprio questo il messaggio che abbiamo voluto far passare. Una serata che unisse tutta la Liguria, Genova al Levante e perché no anche al Ponente. Una Liguria purtroppo veramente colpita in quest'anno da, possiamo definirla assolutamente una grande disgrazia. Dobbiamo rimanere uniti e questa sera ha voluto rappresentare proprio un evento di grande solidarietà. Il Rotary è solidale, sempre e comunque, soprattutto con la collettività e con il territorio. Avete già fatto un grosso lavoro in questa direzione in questi mesi? Sì, un grosso lavoro perché subito dopo il 14 agosto il nostro governatore Gianmichele si è mosso, ha coinvolto tutti i club, e siamo a ben 41 club di Liguria e Basso Piemonte, è scattata la macchina della solidarietà, è stato aperto un conto corrente proprio dedicato ai familiari delle vittime del Ponte Morandi e sono già stati raccolti ben 150.000 euro. Sicuramente una somma importante. Una somma assolutamente importante che verrà comunque irrobustita da quanto il fondo distrettuale per le calamità naturali darà subito senz'altro alle attività produttive del Tigullio. La scuola di decorazione floreale Floratigula propone un nuovo anno di corsi suddiviso in 3 categorie per amatori nella modalità lunga, breve o flash, a tema orientati sulle decorazioni natalizie e pasquali e per matrimoni o altre ricorrenze e di floristi dedicati ai flowers designer e operatori nel settore del catering ed eventi. Le lezioni si tengono nella sede di Via Romana 5 a Cavi di Lavagna. Per informazioni è possibile consultare il loro sito www.floratigula.blogspot.it. E la focaccia di Recco col formaggio al centro di un pomeriggio celebrativo ospitato al Teatro Sociale di Sori. Sul palco, insieme alle autorità, si sono alternati i testimoni della storia gloriosa di questo prodotto, oltre alle stesse specialità contraddistinte dal marchio DOP e IGP. Storie che raccontano la fatica quotidiana e le difficoltà nel mantenere l'autentica artigianalità in un mondo in cui la globalizzazione incombe, ma fanno capire anche il forte attaccamento dei produttori alle proprie origini. A metà pomeriggio farinata break di Edo Bar con pan dolce e dolci tipici, con la crostata alla marmellata della trattoria al Boschetto e il pan dolce della focacceria Tossini, piacevole e apprezzatissimo intervallo. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani e di lunedì. Appuntamenti in agenda per domenica 18 novembre. Dalle 8.30 alle 12.30 sarà presente in piazza Mazzini a Chiavari l'automedica dell'Avis per una raccolta straordinaria di sangue. Camminata tra gli olivi a Ne, ritrovo alle 9 in piazza dei Mosto davanti al comune. Il percorso a piedi durerà circa 2 ore e attraverserà vari uliveti in diversi stadi di recupero. 24esimo trofeo Città di Rapallo, premio Azzurri d'Italia nella piscina del Poggiolino. La prova del circuito Supermaster prenderà il via alle 9.15. La Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure festeggia Santa Cecilia, patrona della musica. Alle 9.45 visita al cimitero per ricordare i musicanti e i benefattori defunti. Alle 10.30 messa nella chiesa di San Siro, a cui seguirà la sfilata musicale per le vie del centro. Consueta apertura domenicale per il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, orario dalle 10 alle 12.
Torna a Sestre Levante nell'ex convento dell'Annunziata The Wine Revolution 2018, 2 giorni dedicati al vino e ai produttori provenienti da tutta Italia. Gli orari: domenica dalle 11 alle 19, lunedì dalle 11.30 alle 18. Castagnata è organizzata dall'Agora di Lavagna in piazza Innocenzo IV a Lavagna. Dalle 14.30 distribuzione di castagne e frittelle dolci. Concerto Archi a Teatro al Teatro delle Clarisse di Rapallo. A partire dalle 16 in scena il quartetto d'archi dell'orchestra Jean Sibelius di Rapallo, evento organizzato dall'Associazione Santa Maria del Campo. Secondo appuntamento con la commedia dialettale genovese al Teatro Comunale di Monleone di Cicagna. A partire dalle 16 la compagnia dei Miacoi porterà in scena A Portea do Condominio. Appuntamenti in agenda per lunedì 19 novembre. Dalle 9 alle 13 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari la CGIL presenta il secondo rapporto socio-economico del Tigullio Golfo Paradiso. Alle 16 per i corsi di cultura di Chiavari la docente Elvira Landò terrà una lezione di filosofia su Frammenti di un discorso amoroso, Antigone profetessa. Appuntamento in sala Livellara. Sempre alle 16 a Villa Quirolo di Rapallo il docente Pier Giorgio Prada Moroni terrà una lezione di astronomia sul tema "L'universo si espande più velocemente del previsto?". Incontro di aggiornamento gratuito per la sezione allenatori calcio del Tigullio. Alle 20.45 all'Hotel Monte Rosa lezione di Archimede Graziani, allenatore dell'Avellino Calcio. Infine concerto Tutto cello da Beethoven a Sostakovic per la giovane orchestra genovese. Alle 21 sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova si esibiranno Chiam Soltani al violoncello e Aaron Pilsan al pianoforte. E sarà dedicata ad Eri Diaz, giovane di Uscio rimasto vittima del crollo del ponte Morandi, l'edizione di quest'anno del torneo di dodgeball che si svolgerà domani a Santa Margherita Ligure. In suo nome verrà finanziato un progetto di beneficenza destinato all'Associazione Il Melograno, che mette a disposizione mini alloggi per nuclei familiari con problemi temporanei di residenzialità. Il torneo sammargheritese di questa disciplina, simile alla palla prigioniera, punta quest'anno a raggiungere quota 16 squadre partecipanti. Gli arrivi e le iscrizioni sono previste fra le 8.15 e le 8.45 alle 9 e le via alle gare. E si chiama foot golf ed è una disciplina che si gioca con le stesse regole del golf ma con un pallone da calcio e con i piedi. Arrivata in Italia da alcuni anni, sta prendendo piede con una federazione nazionale che vede crescere il numero dei tesserati e dei diversi appuntamenti a calendario. A Rapallo oggi la festa finale del circuito nazionale delle gare. Vediamo. Che cos'è il foot golf? Allora, il foot golf è uno degli sport più divertenti degli ultimi tempi. È un misto tra calcio e golf, si gioca utilizzando i piedi e un pallone. I piedi al posto dei ferri e il pallone al posto della pallina da golf. È uno sport che non ha grandi barriere, chiunque può giocarlo, non ci sono limiti d'età, sia donne che uomini, e seguiamo sostanzialmente le regole del golf e vince chi effettua un percorso nel minor numero di colpi. Quando è arrivato in Italia? È arrivato in Italia circa 6-7 anni fa, trae origini dall'Olanda, dove una quindicina di anni fa alcuni calciatori si sono inventati questo sport, probabilmente allenandosi durante i loro campionati. E ha preso piede, ormai si gioca in quasi tutto il mondo, in alcuni paesi come Argentina c'è anche una lega professionistica e noi in Italia stiamo crescendo. La Federazione Foot Golf quanti tesserati ha? Quest'anno siamo a 750, siamo in crescita, stiamo strutturandoci per diffondere lo sport attraverso i media, attraverso eventi ad hoc e siamo abbastanza fiduciosi anche di ottenere il riconoscimento delle autorità sportive italiane che ci stanno seguendo. Chiunque può accostarsi a questo sport, anche perché non servono neanche particolari abilità calcistiche. No, non serve, ci vuole un po' di intelligenza e un po' di coraggio, capire le pendenze, perché poi nei golf ci sono gli ostacoli, c'è l'acqua, ci sono tante cose, però ecco, diciamo, chiunque può, anche un pessimo calciatore potrebbe farcela. C'è un campionato che viene organizzato dalla Lega, le 5-6 gare più importanti che danno dei punti in una classifica nazionale e poi le circa 35 ASD, che sono associazioni sportive dilettantistiche associate, organizzano a loro volta delle gare che servono per far crescere lo sport e per autofinanziare il movimento. A Rapallo come vi state trovando? Benissimo, Rapallo è uno dei golf più belli d'Italia, siamo veramente contenti e orgogliosi di essere qui.
Restiamo a Rapallo con la pallanuoto. In A1 femminile le atlete del Rapallo hanno vinto 9-8 al Poggiolino contro il Verona. Le gialloblu hanno mostrato grandi qualità individuali, tuttavia sprecando diverse occasioni in attacco, soprattutto nella quarta frazione di gioco, tanto da tenere vive le speranze delle avversarie fino alla sirena finale. Troppi errori, commenta il tecnico Luca Antonucci, che aggiunge: dobbiamo far tesoro di questa partita per capire che non possiamo mai rilassarci e che nessun match va dato per scontato. E con lo sport si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna lunedì alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace, insieme a Marco Revello alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.